È necessario continuare a promuovere questa straordinaria filiera. Ricordiamo che oltre il 37% dell'export vitivinicolo è veneto e questo è un dato che da solo ci ricorda quanto sia fondamentale questo asset strategico per la nostra economia. È un momento difficile ma che va superato, dobbiamo sempre affrontarle. Occasioni come questa garantiscono una centralità al nostro territorio, una centralità anche per tutto il Veneto, non solo a Verona. Dobbiamo ricordare che questa è una delle realtà fieristiche più importanti al mondo e celebra una nostra forma di qualità che è il vino. Noi siamo qui anche per promuovere soprattutto la qualità certificata, garantita, controllata e soprattutto continuare quel percorso di internazionalizzazione delle nostre imprese che riguarda anche e soprattutto le imprese agricole. L'agricoltura, il mondo vitivinicolo è un mondo che guarda avanti, che guarda al mondo fuori e non resta chiuso in se stesso, anche qui in Veneto. In un momento complesso come questo a livello internazionale credo che l'ultima cosa sia prendersela con l'arte, con la cultura. Fa quasi specie e quindi credo sia assolutamente fondamentale garantire forme di dialogo, far sì che l'arte sia sottratta a conflittualità ma sia uno spazio libero di confronto, di dialogo tra le nazioni. Così come è sempre stata la Biennale dall'inizio della sua storia, dobbiamo ricordarlo, abbiamo vissuto momenti addirittura peggiori di questo e la Biennale ha continuato ad ospitare tutte le nazioni, quindi credo che questa polemica sia davvero ridicola.